fare lavoro vicino al ponte, prova Concordiere, Città Remiera di casa, tempo da battere 13,09, sono ancora sotto i 12 minuti, stanno facendo molto bene Tony e Giada, vediamo un po' il giro di boa se non farà perdere troppo tempo, colpi di Nemo importanti per questa coppia molto giovane, tra l'altro sono tra due giocatori più giovani della nostra Città Remiera, vediamo il giro di boa con Giada che tiene fermo il Remo, muove velocemente il Remo, il promere che Antonio Adamo. Attenzione, il giro di boa mi sembra molto buono, rapido e veloce, corto, la scorretta che viene rimessa subito in direzione Portogallo per affrontare l'ultima parte di gara. Il tempo in questo momento è di 12,30, devono chiudere nei prossimi 39 secondi se vogliono salire in testa provvisoriamente alla classifica di questa gara. Tonio Adamo e Giada Marginotto che tirano fuori tutte le energie che hanno ancora in corpo per chiudere in 12,41, nettamente in testa, 12 minuti e 41 secondi. Spettacolare! Finalmente la bandiera rossa della gara del Batè va a Concordia perché la vince col tempo di 12,42,00, poi è stato rettificato Giada Marginotto e Antonio Adamo, buona concordiese. Tony potete lasciarlo là, basta che venga sulla Giada, naturalmente supportata dalla sua più grande tifosa che è Chiara, la sua figlia, e Antonio. Si sono preparati giustamente in maniera importante, sapevano che avrebbero potuto andare in bandiera, questo era un po' il loro progetto, però alla fine hanno conquistato meritatamente il primo posto, la leadership di questa gara. Quest'anno appunto con la formula lui e lei, assolutamente da riproporre per il tipo di risposta che avete dato come Città Remiere, e vi ringrazio veramente. La bandiera in mano per Giada, o la Chiara se la vuole tenere, non lo so, insomma vedete voi per le fotografie. Bravi, bravi. Attenzione che sono giovani questi, possono giocare ancora tanti anni, preparatevi bene. Grazie e complimenti. Bene, grazie a tutti.